Anche l'Italia ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale. 4 anni di battaglia di montagna in trincea sono stati determinanti nell'impegnare l'esercito austriaco sul fronte veneto, distraendolo da altri punti. E l'obiettivo di un'intesa tra Ministero degli Esteri e Regione Veneto per le commemorazioni della Prima Guerra Mondiale è quello di diffondere in Europa e all'estero la coscienza che anche il nostro paese ha fatto la guerra. Noi vediamo che nelle rievocazioni all'estero, anche nei riallestimenti dei grandi musei come il World Imperial Museum, la guerra italiana viene in qualche maniera ridimensionata, quindi si tratta anche di dimostrare, recuperando tutta la memoria grandissima dei nostri soldati e dei nostri caduti, il ruolo che abbiamo avuto nell'economia del conflitto, quindi questo è molto importante. Sicuramente promuovere una memoria, promuovere dei luoghi, promuovere una consapevolezza e una condivisione di valori comuni. Tutto questo intorno al progetto di valorizzazione dei siti della Grande Guerra che hanno visto il Veneto protagonista insieme alle altre regioni del nord-est. Elementi fondamentali della nostra identità e della nostra storia che oggi sono ancora luogo di visitazione e di turismo molto importanti. Il film Fango e Gloria è uno strumento di conoscenza, così come altre opere cinematografiche, fulcro del programma di eventi promosso. C'è la cinematografia, ci sono le mostre, ci sono i convegni. La cinematografia può essere storica come La Grande Guerra, può essere Uomini contro, però ci sono i film attuali, c'è il film di Olmi, Torneranno i prati, c'è un film che è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione Veneto, Fango e Gloria. Quindi la cinematografia italiana ha sempre seguito il fenomeno Grande Guerra, dai tempi di Vittorio De Sica, di Gassman e di Sordi. Oggi stiamo attualizzando quell'immagine dei nostri padri, o per taluni di voi anche i nonni, di che cos'era la Grande Guerra. Qui intorno nessuno di noi l'ha vissuta la Grande Guerra, i nostri padri sì. Quindi stiamo cercando anche lì di vedere la Grande Guerra con gli occhi della storia e non più con gli occhi del presente. E con gli occhi della storia la Grande Guerra che cosa è stata? Gli italiani vincitori o vinti? La quarta guerra d'indipendenza. Non è una frase mia, è di Giorgio Napolitano. Noi abbiamo veramente fatto la quarta guerra d'indipendenza, abbiamo probabilmente fatto scattare la prima scintilla del sentimento di unità nazionale. La prima guerra mondiale l'ha vissuta tutta l'Italia. La presa di Porta Pia no. Posso chiederle, attraverso i racconti magari di suoi cari, un ricordo della Prima Guerra Mondiale, qualcosa che è rimasto impresso, raccontato da suo nonno, da un suo zio? Ricordo, io ero bambino, mio nonno era del 14, quindi non ha fatto direttamente la guerra, ma ricordava bambino i carri che tornavano dal fronte e quindi la fine della guerra, ricordava la gioia di quel momento in cui c'era il ritorno dei soldati e il ritorno dei vettovagliamenti, delle attrezzature, la gioia soprattutto delle donne. Questo vuol dire che intorno alla guerra è un fenomeno profondissimamente umano che fa capire quelle che sono le relazioni che si costruiscono tra persone e tra popoli, che hanno cementato anche un fondamento di identità anche nazionale per la prima volta. Questi sono aspetti secondari ma non secondari della guerra, che sono poi gli elementi che creano una coscienza comune che deve prevenire e assolutamente scongiurare in futuro eventi come questi.